Allora Moses, in Sardegna per il tuo tour lo parti proprio da qui e stasera sei qua a Puzzuidu per Strade di Birra. Strade di Birra ha dato una bella botta anche perché rappresenta tutte le birre artigianali locali della Sardegna. Abbiamo voluto inserirla nel tour, che è un tour che vede Praga, Singapore, Birmania, fino ad arrivare a New York il prossimo aprile. Quindi abbiamo un po' di date, abbiamo voluto mischiare bene anche con le date sarde e abbiamo scelto bene, credo, a venire qua stasera perché l'atmosfera è molto bella. Qualche anticipazione del tuo spettacolo e della tua performance? Allora, oggi sarà uno spettacolo, ho scelto apposta per questa location con un trombettista, Pierpaolo Mameli, che è anche lui sardo. Sarà un'improvvisazione che giocherà sul gitano, su ritmi un po' street e poi fino ad arrivare a un'elettronica che sarà data dalle mie tastiere Roli e altri sub-effetti. Fatto tutto live, con campionazione live, con delle loop station, quindi vedrete un qualcosa dove anche il pubblico sarà parte del suono. Ecco. Ok, Moses è da ascoltare assolutamente live perché è una cosa fantastica, poi in un posto così come siamo questa sera a Puzzuidu è un'atmosfera incredibile e quindi è da ascoltare live, però eventualmente gli amici quando sarai a Singapore ti possono vedere sui social? Mi possono vedere sui social in diretta, streaming, su tutte le mie piattaforme Facebook, Instagram e poi metterò qualche video anche sul canale YouTube per ricordare l'avvenimento e poi ovviamente mi possono vedere in tutte le piazze dove sarò, se controllano la locandina nella mia page trovano tutte le date aggiornate giorno per giorno. Claudia Aro qui a Strade di Birra, Puzzuidu, grande sorpresa stasera perché presenti il tuo nuovo album? Sì, c'è un sacco di canzoncine nuove che insomma, presenterò insieme a grandi classici insomma, della musica che mi ha accompagnato in questi anni e quindi sarà un melting pot di cose nuove e cose un po' più vecchie ma cose molto divertenti. Questo sarà il leitmotiv della nostra scaletta. Allora Claudia, è un genere incredibile, jazz, blues, ma che cos'è? È quello che piace a me, perché io sono variopinta e mi piacciono un sacco di cose e quindi mi piace il jazz, mi piace il blues, mi piace il country e mi piace insomma cantare le canzoncine a modo mio e quindi non mi piace classificarmi, mi piace fare le cose a modo mio e quindi possiamo chiamarlo un Aru Styla. Perfetto, fantastico. Senti, trampolino di lancio qui a Strade di Birra perché c'hai un tour che parte proprio da qui? Sì, adesso io ho un po' di date un po' per tutta la Sardegna e ho già delle cose chiuse in penisola e anche in Europa e speriamo di andare anche oltre come già ci è capitato perché abbiamo portato le nostre canzoncine già in Giappone e in Cina e infatti Metadisco è registrato in India e speriamo di tornare un po' in giro per il mondo perché la Sardegna piace a tutti e quindi vogliamo portarla in giro per il mondo.